Buonasera a tutti, prepariamo il canto 419, Signore dolce voce. Signore dolce volto, di pene di dolore, o volto pien di luce, colpito per amor. Avvolto nella morte, perduto sei per noi. Accogli il nostro pianto, o nostro Salvatore. Nell'ombra della morte, resistere non puoi, o Verbo nostro Dio, in croce sei per noi. Nell'ora del dolore ti rivolgiamo a te. Accogli il nostro pianto, o nostro Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con San Francesco percorriamo la via dolorosa, meditando le scene di questo grande mistero di sofferenza e di misericordia, sicuri di ricevere luce e forza per corrispondere sempre meglio alla nostra vocazione. Santa Maria, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla che gridava «Crocifiggilo, crocifiggilo!» e disse «Io non sono responsabile di questo sangue, vedetevela voi». Poi, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. O Gesù, il tuo popolo ti rifiuta. Tu re del mondo che non hai cessato di proclamare la verità dell'amore, sei condannato dall'odio al supplizio dei schiavi. Fa che entri nel nostro cuore i sentimenti di misericordia e di espiazione che sono il servo del
Gesù riceve la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Allora le guardie presero Gesù e lo fecero andare fuori dalla città e gli posero la croce sulle spalle. Così portando la croce, egli si avviò verso il luogo del grande detto in ebraico Golgota. O Gesù, buon pastore, che prendi sulle spalle la pecorella perduta, in questa croce ruvida e pesante tu porti tutti noi. Nella vita hai già percorso tante strade, consolando afflitti, guarendo malati, incoraggiando avvediti, prediligendo miseri poveri. Ora, divino Samaritano, ecco la tua ultima strada. Essa porta alla vetta dell'immolazione e alla salvezza di tutti. Diciamo a Gesù, Porta la croce. molti sono perseguitati per la fede. Sorreggi chi porta la croce. Gesù, sorreggi chi porta la croce. Gesù, sorreggi chi porta la croce. Santa Madre Deus Pater, che vediate del Signore, siano presso nel tuo cuore. Terza stazione. Gesù per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce Dal libro del profeta Isaia. Egli si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per la nostra iniquità. Potenza che muove le stelle, forza che sostiene il mondo, eccoti caduto sotto la croce. Che mistero, Signore, vederti spartire la nostra debolezza. Abbi pietà di noi, così facili a cadere. Donaci la grazia di elevarci dalle miserie della terra al desiderio di te, Salvatore, che dai forza, conforto e salvezza. Corri, Signore, verso i caduti delle tentazioni, Accorri, Signore. verso i caduti sotto il blocco della vita, Accorri, Signore. quelli che sollevano Quarta stazione. Gesù incontra la madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il tuo mondo. dal Vangelo secondo Luca. Nel Tempio di Gerusalemme il vecchio profeta Simeone parlò così a Maria. Egli è qui per la rovina e la risurrezione dei morti, segno di contraddizione.
spada trafiggerà l'anima. O Gesù, incontri lo sguardo affettuoso e addolorato di tua Madre Santissima che condivide la tua sofferenza. Con la sua presenza e la sua partecipazione, Maria, Donna Purissima, e con te il dramma della redenzione e della salvezza. Anche ognuno di noi si unisce a lei. Signore, concedi pace e consolazione. Signore, concedi pace e consolazione. Alle madri in pena per i figli. Signore, concedi pace e consolazione. Alle madri che piangono i loro figli morti. Signore, concedi pace e consolazione. Alle madri abbandonate dai figli. Signore, concedi pace e consolazione. Vede voi pace, regniamo nel Signore, siamo impresse nel tuo cuore. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai vinto il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Nel tempio di Gerusalemme il vecchio profeta Simeone parlò. Dal Vangelo secondo Marco. I soldati condussero fuori Gesù per crocifiggerlo e costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, il quale veniva dalla campagna a portare la croce. O Gesù, un uomo dei campi diventa tuo sostegno, tuo compagno di viaggio. Un umile uomo, preso a caso, uno straniero, porta per primo la tua croce santa e santificatrice. Prendi ognuno di noi, fa che diventiamo tuoi veri discepoli, pronti a seguirti portando la croce. Signore, intenerisci il cuore degli uomini. Signore, intenerisci il cuore degli uomini. Perché cresca nel mondo la solidarietà con chi soffre. Signore, intenerisci il cuore degli uomini. Perché l'odio, l'intolleranza, la guerra non prevalgano sull'amore. Signore, intenerisci il cuore degli uomini. Perché i cristiani sappiano farci prossimo a chi è nel bisogno. Signore, intenerisci il cuore degli uomini. Vede voi fate, che mettiamo in destino, siamo impresse nel tuo cuore. Sesta stazione. Gesù è asciugato dalla vergogna. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai vinto il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Il giusto non ha sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Disprezzato e reieto dagli uomini, è un uomo di dolori che ben conosce empatia, è uno davanti al quale ci si copre la faccia. O Gesù, una semplice donna di grande coraggio, rompe la tua solitudine e il tuo abbandono. Trepidante d'affetto e compassione, si fa avanti e asciuga il tuo volto coperto di sudore e di sangue. Fa che su tutti gli uomini risplenda sempre la luce del tuo volto, che è volto di misericordia e di salvezza.
Signore, fa che vediamo il tuo volto. Uomini di ogni razza, categoria e idea. Signore, fa che vediamo il tuo volto. Nei poveri, nei diseredati, negli emarginati. Signore, fa che vediamo il tuo volto. Negli sfiduciati, negli erranti, nei peccatori. Signore, fa che vediamo il tuo volto. Santa Madre del tuo Padre, che negli anni del Signore siano impresse nel tuo cuore. Settima stazione, Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal libro del profeta Isaia. Noi eravamo come un gregge disperso, ognuno seguiva la sua strada. E il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca. Era come un agnello condotto al macello. O Gesù, torni a cadere, benché Dio hai preferito assurgere la condizione di debole servo. Fa che entriamo nel mistero della tua umiltà, posti a compiere la volontà del Padre anche nelle ore amare della nostra tribolazione. Sostieni la nostra fragilità quando siamo sul punto di fermarci, di cadere o di tornare indietro sulla via del bene. Signore, usa misericordia. Signore, usa misericordia. Verso coloro che ricadono nel male del peccato. Signore, usa misericordia. Verso coloro che hanno perso il senso del male. Signore, usa misericordia. Verso coloro che sono causa di male. Signore, usa misericordia. Santa Madre del tuo Padre, che nei anni del Signore siano impresse nel tuo cuore. Ottava stazione, Gesù incontra le tue donne. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne, le quali si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. O Gesù, Gerusalemme, la prediletta del cielo e dei profeti, ti spinge fuori dalle sue porte e ti crocifigge. Signore, fa che riflettiamo in silenzio su questo tremendo mistero. Strappaci dalla sventura di non ascoltare la tua voce e di non convertirci. Liberaci, Signore. Liberaci, Signore. Dalla vendetta, Liberaci, Signore. dall'angoscia e dalla disperazione, Liberaci, Signore. dalla presunzione di salvarci senza fatica. Liberaci, Signore. Santa Madre del tuo Padre, che negli anni del Signore siano impresse nel tuo cuore. Nona stazione. Gesù cade la terza volta.
il castigo che ci dà la salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Noi tutti eravamo spartiti come un gremio e il Signore fece ricadere su di lui la nostra iniquità. O Gesù, e la tua testa sconvolgente caduta. Tu ami gli uomini, lasciandoli schiacciare dal peso del patibolo, calpestare come fanno conservati. Forte più che mai, riempezza il nostro spirito quanto già hai annunciato attraverso il profeta Geremia. Peccatore, ti ho amato di amore eterno, per questo ho pietà e misericordia. Dona la tua grazia, Signore. Dona la tua grazia, Signore. A chi soccorre l'uomo calpestato o oltraggio. Dona la tua grazia, Signore. A chi perdona le offese ricevute. Dona la tua grazia, Signore. A chi si sacrifica per il bene degli altri. Dona la tua grazia, Signore. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una per ciascuno, ma la tunica era tessuta tutta d'un pezzo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. O Gesù, povero e vissuto povero tra i poveri, ora ti sono strappate fedelmente anche le tue vesti, e la tua tunica viene tirata a sorte. Signore misericordioso, tu ci hai dato tutto il tuo amore divino fino ad essere spogliato di ogni cosa. Perdonaci, Signore. Perdonaci, Signore. Per ogni peccato contro la dignità dell'uomo. Perdonaci, Signore. Per le profanazioni del corpo umano, tempio dello Spirito Santo. Perdonaci, Signore. Per le nostre connivenze con chi distrugge il pudore dell'uomo. Perdonaci, Signore. Undecima stazione. Gesù è giurato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dal Vangelo secondo Marco. Lo condussero in un luogo del Golgota, che vuol dire luogo del cranio. Poi lo crocifissero e divisero le sue vesti tirandole a sorte. Era mezzogiorno quando lo crocifissero. O Gesù, traspassi di atroci inchiodi di fisso
dona fede e coraggio, inchiodati nel letto, dona fede e coraggio, gli orfani trascurati senza amore, dona fede e coraggio, a chi allega le sofferenze di tanti cuori traditi, dona fede e coraggio. Dodicesima stazione, Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca. Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3. Il velo del tempio si squarciò nel mondo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Sulla tua croce sta scritto: Gesù Nazareno, Re di Israele. Tu sei Re di tutte le genti. Dalla croce come da un trono, o Re dei secoli, attrai a te tutti gli uomini e i santi. Fa che anche noi, nelle tue braccia aperte, troviamo grazia e salvezza. Venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Venga il tuo regno, Signore. Per coloro che sono nelle tenebre dell'errore. Venga il tuo regno, Signore. Per quanti chiudono i loro occhi alla luce del mondo. Venga il tuo regno, Signore. Tredicesima stazione, Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Marco. Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe d'Arimatea andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e chiamato il centurione lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salva. Allora egli lo O Gesù, tua madre e pochi amici accanto alla croce ti danno l'ultimo saluto, come aveva predetto il profeta Isaia. Faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento. Deposto dalla croce, adagiati sul nostro cuore. Tu sei la nostra pace, tu sei il nostro bene. salvaci, o Salvatore del mondo. Salvaci, o Salvatore del mondo. Sull'orlo delle tentazioni, Salvaci, della vita, o Salvatore del mondo. nell'ora della nostra morte, Salvaci, o Salvatore del mondo. Salvatore
Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova che si era fatta scavare nella croce. Rotolata con una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Frattanto i sommi sacerdoti e i farisei andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendogli la guardia. O Gesù, la croce di nostra sole è trasfigurata, mentre la notte cade su questa. Il tuo corpo avvolto nel lenzuolo entra nel sepolcro. Qua giù tutto è angoscia, senza la tua presenza. Soltanto la tua croce rischiara le tenebre del mondo. Per la tua santa morte, Signore, Per la tua santa morte, consola coloro che chiami a te. per la tua santa morte, Dona a noi maggior fede nell'immortalità. per la tua santa morte, Dona salvezza alla Chiesa e al mondo. per la tua santa morte. Dopo aver seguito Gesù nella sua via dolorosa, invochiamo la misericordia di Dio Padre. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Perché la Chiesa dall'albero della croce raccolga il frutto della speranza. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Perché tutti gli uomini guardino al crocifisso come fonte di salvezza. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Uniti dalla croce del Signore, perseveriamo come suoi discepoli e testimoni. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Preghiamo. O Dio nostro Padre, guarda con amore a ogni tuo popolo, per i quali Gesù non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il soffritto della croce. Fa che la memoria di questo pianto doloroso ci sia stimolo alla conversione, forza per crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e per testimoniarlo ovunque con degna condotta di vita, per Cristo il nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per i mezzi della Santissima Passione del Signore, vi benedica Dio il Potente Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sempre nel canto 419, le ultime due strofe. O capo insanguinato,